Eccoci insieme cari telespettatori. Il capitolo di quest'oggi, supportati dallo SPCGL, vede anche la partecipazione del SUNIA, quindi il sindacato dei coloro che vanno in affitto nelle locazioni della CGIL. Quindi con noi è collegato il segretario Emilio Viafora, segretario SUNIA del Veneto. Ben ritrovato segretario. Ben trovato per voi. Allora, parliamo di un tema molto importante che riguarda tantissime persone, il problema degli sfratti, delle locazioni, di appartamenti che dovevano essere ristrutturati, che purtroppo magari versano in condizioni ancora fatiscenti e sono pubblici, di case che non ci sono, che dovrebbero esserci, di affitti anche molto costosi, di famiglie in difficoltà, giovani coppie ma anche persone anziane. Segretario, una situazione difficile, c'è stato lo sblocco degli sfratti, auspicato perché c'era un periodo abbastanza lungo che è rimasto tutto quanto fermo, auspicato naturalmente dai proprietari perché a loro volta non tutti nuotano nell'oro, c'erano anche persone anziane che contavano su quell'entrata, peraltro non sempre così esorbitante ma a volte esigua, detrate le tasse eccetera, però questo ha ingenerato delle nuove fragilità. Cosa è successo? Primo capitolo quindi è questo, quello degli sfratti, ci dica a livello veneto. Cosa è successo? È successo che diciamo, alla fine della pandemia, con lo sblocco degli sfratti, non si è data nessuna politica per vedere come affrontare l'emergenza determinata dal fatto che le persone sfrattate non sono nelle condizioni o non riescono a trovare molto spesso nessun altro tipo di soluzione al loro bisogno di avere una vita normale e dunque di abitare un appartamento. Molte volte, come diceva lei, lo sfratto è stato conseguenza di un calo drammatico delle condizioni economiche delle persone che erano in fitto, e a tutto questo non si è dato nessuna risposta. Non solo, ma nella nuova legge di bilancio che è stata presentata, ieri è stata varata dal Consiglio dei Ministri e trasmessa al Parlamento, noi troviamo che sono stati tagliati i fondi a sostegno al affitto e alla morosità incolpevole, mettendo migliaia di famiglie sull'asta. Queste famiglie che tipo di supporto possono trovare dal SUNIA e quindi chi si trova in queste situazioni di difficoltà, che poi bisogna distinguere vari casi naturalmente, perché ci sono casi di morosità che si perpetuano nel tempo dovute proprio a un'indigenza reale della famiglia che non hanno perso l'occupazione o comunque si trovano in momentanea indisponibilità economica, altri invece che hanno veramente delle situazioni di pensioni anche molto molto basse con sanità che devono sobbarcarsi dei costi importanti. Insomma, cosa può fare il SUNIA? Il SUNIA intanto accompagna queste persone, diciamo, per evitare che lo sfratto, che gli sfratti diventino quanti esecutivi, e vedere però insieme alle istituzioni locali che tipo di risposta dare a queste persone. Stamattina c'è stato il caso in cui abbiamo dovuto gestire lì a Padova, attraverso il nostro segretario, una famiglia che ha avuto lo sfratto esecutivo e abbiamo dovuto trovare un alloggio, però dividendo quella famiglia, per cui la madre e la figlia sono state ospitate in una casa e il padre si è dovuto trasferire a Dove, dove è stata trovata un'altra soluzione, diciamo, di impiego. Ma questo è, diciamo, un lavoro che facciamo quotidianamente, soprattutto in realtà come quello del padovano, quello del veneziano, dove la crisi dell'abitazione è più grave, ma oramai è diventata una crisi regionale, in un quadro nazionale di grande difficoltà sul terreno delle abitazioni, determinata essenzialmente da due fattori. Il primo è che questo governo non ha trovato di meglio che tagliare appunto il sostegno alle famiglie fragili e alle persone più in difficoltà, e dall'altro la mancanza di interventi per aumentare l'edilizia residenziale pubblica, anzi si lascia deperire quella che c'è, si lascia nell'abbandono, non vengono fatte le manutenzioni, per cui arriviamo al paradosso che ci sono 22.000 domande, persone che hanno fatto domanda e che sono nelle graduatorie, e 7.000 alloggi che sono sfitti, alcuni dei quali andrebbero manutentati, altri che sono nuovi e non vengono assegnati.
Perché non vengono assegnati questi alloggi, quelli nuovi, e quelli che vengono manutentati posso immaginare perché hanno dei costi rilevanti per la manutenzione, perché si tratta di lavori magari di ristrutturazione importanti. Ma senza quei lavori di ristrutturazione noi perdiamo il patrimonio pubblico. Dunque è necessario che anche la Regione si faccia carico del fatto di mettere nel bilancio regionale delle somme necessarie per fare queste manutenzioni, anzi allargando l'offerta pubblica. Non possiamo avere una politica regionale che non mette una lira, dicasi una lira, un euro sul terreno, diciamo, del recupero di queste abitazioni o sull'attivazione di nuovi alloggi di edilizia economica e popolare. Che cosa fare in un clima di questo tipo? Bisogna fare quello che normalmente un paese civile dovrebbe fare, cioè capire quali sono le emergenze che in questo momento percorrono la società, che a mio avviso sono l'abitare, la sanità e l'istruzione, e vedere che risposte dà. Guardate che la questione dell'abitazione è strettamente legata ad un altro fattore, perché noi parliamo di famiglie, ma pensiamo per esempio ai ragazzi fuori sede. Sì, quindi gli studenti. Si nega il diritto allo studio, alla formazione. Naturalmente questo diritto a chi viene negato? Ai figli dei lavoratori, delle lavoratrici, di quel ceto medio che prima era in grado di mantenere i figli allo studio e che oggi rischia di non poterlo fare più, con un danno che riguarda i ragazzi, ma che riguarda l'intera società italiana. Io penso che questo sia intollerabile. Dall'altra abbiamo sempre di più una popolazione, come si chiama, che è oberata dalle difficoltà, determinata dal fatto che cala il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, mentre il costo della vita aumenta. Io penso che è una situazione che è una bomba sociale che prima o poi scoppia, spaccando la società e determinando una situazione di crisi anche esistenziale per molte persone. Certo, però c'è un aspetto che anche riguarda i proprietari di immobili, che alcuni hanno ristrutturato le case, che erano fatiscenti, hanno messo a posto, spendendo anche moltissimi soldi, ma non hanno un sgravio dal punto di vista fiscale che possa convenire il fatto di dire diminuisco il canone di locazione e ci sto dentro con le tasse da pagare, l'IRPEF, l'IMU, seconda casa, eccetera. Assolutamente no. Si alza magari l'aliquota per quel che riguarda magari gli affitti brevi e questo va sempre a gravare poi alla fine sull'utilizzatore finale, perché ovviamente il proprietario non può sobbarcarsi tanti oneri economici. Questo è un deterrente, cioè se la casa fosse più gestibile anche per il proprietario, invece che diventare un misero investimento, potrebbe essere più investibile per tutti, più fruibile per tutti. Forse bisogna fare un ragionamento, insomma. Intanto è possibile, come si chiama, che si facciano gli accordi territoriali, come si fanno in tutti quanti i paesi, come abbiamo fatto anche in Veneto. Va bene, tra assegnatari, tra affittuari, tra sindacati di rappresentanza delle persone in affitto e le associazioni dei proprietari per i fitti concordati. In quel caso si paga una cedolare secca che è il 10% se il canone sta dentro i valori OMI, che sono i valori sul patrimonio immobiliare, in maniera tale che ci sia un contenimento dei fitti e contemporaneamente una tassazione più bassa. Per cui purtroppo invece abbiamo una situazione diversa, che non c'è nessun incentivo reale, perché si è scelta la strada invece di una vendita immobiliare determinata e favorita dai cosiddetti affitti brevi. Qui non si parla di chi fitta una stanza, va bene, per ospitare una persona, eccetera, eccetera. Si tratta di aver sostituito, aver drogato un mercato, quello determinato dai fitti brevi, che ha, soprattutto attraverso le piattaforme, che molto spesso evadono anche, diciamo, il pagamento e la fiscalità, ha determinato un innalzamento complessivo dei prezzi e del costo, per cui il fitto è diventato una cosa impossibile. C'è tra l'altro, vorrei sottolineare, per chi gira per il Veneto, non si trovano più case in fitto, e non parlo soltanto, diciamo, di
case di particolare pregio, nemmeno case, diciamo, normali, verso le persone normali. Noi abbiamo moltissimi, si parla di una crisi di persone che vengono qui a lavorare, che non vogliono venire, ma che riguarda anche il settore pubblico, oltre che il settore privato, ma molte di quelle persone non vengono, non sono disponibili a trasferirsi perché non trovano abitazioni, se non a prezzi assolutamente inaccessibili. Certo. E non si tratta di mettere qui in discussione chi ha avuto la fortuna, la possibilità, ha fatto i sacrifici per avere un'altra abitazione. Qui si mette in discussione un sistema. Però la paura da parte del proprietario, che poi in molti casi diventa anche realtà, di non trovare poi più, non riuscire più a liberare quell'immobile e non ricevere il canone di locazione perché la persona, la famiglia, poi quando ci sono dei bambini non è in grado di pagarlo, è un danno effettivo, oltre a eventuali danneggiamenti che molte volte anche gli studenti hanno commesso, insomma, all'interno di questi immobili, cioè li hanno ridotti in condizioni pessime in molti casi, senza nessuna tutela da parte per quel che riguarda i proprietari. Io le pongo sempre dall'altro punto di vista, c'è chi l'ha fatto, però o si è trovato l'appartamento che non riceveva niente, è sempre occupato fino adesso che sono sbloccati gli sfratti, oppure studenti dentro che però l'hanno maltrattato, diciamo, non curato. Allora bisogna anche su questo avere un equilibrio. Intanto si potrebbe costruire, per esempio, attraverso, diciamo, fondi pubblici, una sorta di fondo di garanzia, va bene, in maniera tale che i proprietari siano garantiti nel fitto, eccetera, perché non c'è dubbio che poi lo Stato potrebbe, le autorità, le istituzioni locali potrebbero rivalersi sui cittadini. I casi, diciamo, a cui lei fa riferimento, magari, che non riguarda solo gli studenti, guardate, questa cosa è una narrazione che gli studenti lasciano le case che si accomoda, va bene, a prescindere dal fatto che quasi sempre c'è la garanzia dei genitori, quindi non è che parliamo di ragazzi che sono in grado di pagarsi il fitto da soli. Siamo in presenza di casi limitati, non siamo in presenza, diciamo, di dati allarmanti da questo punto di vista. Quello che è allarmante è che non si trovano più case e che, perché vorrei capire, se la casa mi viene distrutta, non è che se io lo fitto a 600 euro un posto letto, la casa rimane sana, cioè, dunque dare la possibilità, ma e dare la possibilità reale. Questo qui può avvenire sia attraverso una diversa politica dei figli, sia attraverso il fatto che finalmente si facciano più studentati, si dia più risposte alle persone che hanno, ai ragazzi che sono fuori sede e che hanno bisogno di un'abitazione, così come si costruiscano più alloggi popolari, certo, e si recuperi quel patrimonio che rischia di essere perduto. È possibile che noi siamo il paese che solo il 4% è di edilizia residenziale pubblica, quando la media europea ha oltre il 25-30%, e ci sono paesi come Germania e Francia che arrivano al 40%. Cioè, non è che siamo diversi, antropologicamente diversi. Chiaro. Quindi questo è un problema che deve essere risolto a livello istituzionale. Voi vi state battendo per questo, vediamo la pagina con gli indirizzi per rivolgersi alle vostre sedi quando... Sì, prego, una battuta di chiusura, intanto vediamo anche gli indirizzi delle Sunia, prego. Volevo aggiungere solo questo, che noi abbiamo chiesto da tempo alla Regione di aprire un tavolo tra noi, istituzioni locali e anche associazioni della proprietà, per vedere come si mette mano ad un piano casa regionale che sia in grado di dare risposta ai cambiamenti sociali che sono intervenuti, alla diversa demografia, all'invecchiamento della popolazione, alla necessità che le giovani coppie abbiano una prospettiva di vita, altrimenti tutte le chiacchiere che si fanno sulla famiglia, sul fatto che c'è l'inverno demografico e che bisognerebbe fare più figli, sono solo battute propagandistiche che non trovano poi una concretezza nelle scelte politiche che si fanno.
Assolutamente, più che mai in un periodo quando comprare casa diventa estremamente oneroso, visti anche i tassi dei mutui che sono assolutamente inaccessibili. Qui si apre tutto il capitolo anche delle giovani coppie. Allora, segretario, io la ringrazio moltissimo di averci consentito di affrontare queste tematiche molto importanti, le auguriamo buon lavoro, magari avremo anche l'occasione di approfondire il tema, come ha accennato lei, anche con l'associazione dei proprietari, perché no, con la partecipazione della Regione in un quadro più sviluppato. Intanto, se avete dei problemi, se siete in affitto, se avete bisogno proprio di informazioni, avete visto tutte le sedi presenti a livello provinciale sul territorio del Sunia, e naturalmente di questo spazio ringraziamo lo SPCGL del Veneto. Grazie ancora segretario Viafora, grazie. Grazie a voi. Cari telespettatori, vi lascio alla pubblicità, poi noi torniamo insieme con le nostre interviste.